L'impianto cocleare è un dispositivo elettronico che sostituisce la funzione dell'orecchio interno, stimolando direttamente il nervo acustico. Le protesi osteointegrate sfruttano invece la conduzione ossea per trasmettere i suoni ai centri uditivi. È uno strumento sottilissimo e flessibile, prettamente fatto di silicone, cioè l'elettronica è nascosta all'interno e quindi è flessibile e morbido e si fa fatica a palpare con le dita, cioè una volta rimossa la parte che è esterna, che si chiama esoprotesi, la parte esterna invece è il vero processore, è quella che contiene i microfoni, una piccola, io dico sempre una piccola castagna per dare un'idea anche della dimensione, che viene scelta chiaramente del colore più opportuno per i capelli del paziente, una scelta che si fa prima, e la parte esterna viene attaccata con una calamita semplicemente nella parte sulla cute e il paziente poi fa la sua giornata, l'impianto cocleare si attiva da solo e lavora tutto il giorno, la sera viene tolto e il paziente poi passa la notte senza l'impianto cocleare e senza l'esoprotesi. L'Ospedale Civile di Venezia ha un obiettivo per il 2026, raggiungere i 50 interventi annui, posizionando l'azienda tra i primi 10 di riferimento italiani. In soli 5 mesi la nuova otochirurgia d'eccellenza ha registrato interventi di impianto cocleare su pazienti provenienti da ogni parte dello Stivale, Sicilia, Basilicata, Umbria e Lombardia, oltre a una bimba veneziana, la prima residente a poter usufruire del servizio direttamente in laguna senza essere indirizzata a Padova. I primi 9 impianti cocleari fatti proprio qui all'Ospedale Civile di Venezia da un'equipe composita di medici provenienti da tutti gli ospedali dell'US 3. Questa è la novità, sono i primi 9 di un percorso però composito fatto di una parte diagnostica che viene fatta a Venezia dalla professoressa Santarelli, bisogna diagnosticare l'ipoacusia, il fatto che non ci sentano e poi stabilire un percorso complesso, con supporto complesso e un intervento chirurgico per l'impianto cocleare che può essere in un unico orecchio o ad entrambi gli orecchi. Il percorso include valutazioni neuroradiologiche, follow-up post-operatorio e monitoraggio costante, supportato anche dalla telemedicina. Anche in casi di ipoacusia lieve esiste un ritardo nello sviluppo del linguaggio. Nel caso di ipoacusie di grado severo profondo, quelle che richiedono il trattamento con impianto cocleare, di fatto il ritardo del linguaggio, il ritardo nello sviluppo è gravissimo fino all'assenza completa di linguaggio in assenza di riabilitazione, non solo, ma l'intervento deve essere precoce. Quindi tanto più precoce l'intervento, tanto maggiori sono i benefici dell'utilizzo di questo dispositivo. La riorganizzazione dell'otochirurgia ha dato particolare impulso anche alle operazioni legate all'oncologia. Abbiamo sviluppato queste tecniche che si chiamano chirurgia testa-collo, che è una branca sostanzialmente dell'otorino in cui è prevista la demolizione del tumore con del tessuto ovviamente sano, circostanze di periferia e la contestuale ricostruzione della parte asportata. Un servizio caratterizzato da tempi d'attesa praticamente azzerata. Il modello implementato dal direttore generale Massimo Zuin vede il polo di Mestre guidato da Doriano Politi, specializzato nella chirurgia oncologica testa-collo. L'equipe di Nicola Malagutti, Dolo Mirano, si sposta a Venezia per eseguire gli impianti cocleari su pazienti selezionati dall'audiologia della professoressa Rosa Maria Santarelli.